Pianificare un'escursione in ambienti così incredibili è estremamente motivante perché è praticamente impossibile sapere quello che succederà. Luoghi come questi in un contesto naturalistico così travolgente ti catturano a tal punto da farti perdere il senso del tempo, trasformandoci in silenziosi spettatori circondati da una natura travolgente fatta di profumi e colori. Umidità al 300%, mucche, cervi, bici, camper, nanna, via, si parte. Se cercate un luogo dove poter vivere le emozioni che solo una stagione meravigliosa come l'autunno vi sa regalare, bene, siete nel posto giusto, perché il Cansiglio è un territorio che riesce a esaudire tutti i vostri desideri. E non lo dico così a caso, queste terre generose offrono chilometri di sentieri sia per chi ama la mountain bike, sia per chi desidera zaino in spalla esplorare sui boschi. Luogo perfetto per gli appassionati di caccia fotografica, dato che qui le occasioni per portarsi a casa degli scatti memorabili non mancano. Questa è un'area famosa per la presenza di cervi, soprattutto durante il periodo della stagione degli amori, che va da metà settembre a metà ottobre. Il loro caratteristico bramito è un potente richiamo udibile a chilometri di distanza per attirare le femmine e sfidare i maschi. Il momento migliore per avvistarli è il tramonto, alle prime luci dell'alba, e il tutto deve essere fatto con estrema attenzione per non disturbare questi magnifici animali. Quindi ora vi accompagneremo in un mondo magico e voi dovrete fare solo una cosa: rilassarvi, rallentare e lasciarvi trasportare in un universo che ha dell'incredibile, percorrendo una scala che non richiede fatica, quella cromatica dei colori dell'autunno. Buongiorno squadra, allora inizia l'avventura. Parcheggio gratuito a circa 500 metri da quello a pagamento. Noi abbiamo aperto la tenda, non c'è stato nessun problema, siamo praticamente pronti. Lì ci sono le biciclette e come sempre non sappiamo dove andiamo. No, sappiamo dove andiamo, sappiamo, sì. Lo sappiamo che Cristina non muove un dito se non è organizzata. Allora, in verità il giro è programmato, lo abbiamo diviso in 2 tranche in modo tale da, se non ce la facciamo scendiamo giù prima, se invece le gambe tengono facciamo un giro un po' più lungo. Dove sta la differenza, zitta? Che la signora ricca andrà in giro con le bike, invece il poveraccio andrà in giro con la muscolare. Allora ringraziamo lo sponsor Michele Grion, nonché tuo fratello, nonché mio cognato, per averci dato la bicicletta, altrimenti la Siura qua andava a pedalare. No, sì. Non venivo proprio. Ma non è vero, no, in Austria si è pur venuta con la muscolare. Oh, va bene. Abbiamo pur fatto tante cose. Sì, è vero. Boh, dai, bando alle ciance, via si pedala. Andiamo. Via si pedala. Ed è da qui che inizia il nostro percorso, un giro d'anello di 25 km che abbiamo completato in 4 ore e 50 minuti, di cui 2 in movimento, con un'ascesa totale di 591 metri ad una velocità di 6 km orari e una temperatura media di 25 gradi centigradi. Ma se proprio volete saperla tutta, abbiamo addirittura consumato ben 1396 calorie. E se non avete capito una mazza, alla fine del video vi mettiamo cartina del tracciato e tutti i relativi dati tecnici in modo tale che possiate pianificare nel dettaglio la vostra uscita. A questo punto vi diamo un consiglio: lungo il tracciato fermatevi e mettete giù le bici. Passeggiate e rilassatevi, godetevi le piccole meraviglie che la natura ci regala. Questi boschi ci hanno letteralmente stregato e ogni minuscolo angolo si è rivelato un micro-universo straordinario. Sicuramente la prima e la seconda settimana di ottobre sono il periodo migliore per godere dello spettacolo del foliage, e che lo facciate in bici o a piedi non ha importanza, l'esperienza sarà comunque straordinaria. E per premiarsi, dopo tanta fatica, non resta che festeggiare degustando i piatti tipici locali, nonché i prodotti di prestigio venduti da professionisti che amano il loro mestiere e lo trasmettono con enorme passione. Siamo
i gallo storici del Consiglio. Sì. Ecco, allora... E vi troviamo dove? Ci trovate anche sui mercati, a Vittorio Veneto, Cappella Maggiore, a Cison e a San Fior di Sotto. Benissimo. E verremo più che volentieri perché i formaggi sono buonissimi. Voi provate e vedrete che ritornerete. Va bene, grazie mille, Ciao. grazie. Al rientro non potete non fermarvi a Polcinico per una visita veloce alle sorgenti del Gorgazzo, ammirare la Madonnina, ma soprattutto terminare la giornata con un buon calice e una tartina al ristorante Al Bus, dove noi ci siamo trovati veramente molto bene. Allora, guardate che posto magico è questo, come mia moglie. Sì. Certo, Grazie, perché no? grazie. Allora, noi alla fine di ogni video lasciamo che cosa? Il sassolino del sorriso. Bellissimo che ha fatto Cristina, e in questo caso non lo lasciamo ovviamente su una vetta, ma lo lasciamo in un posto meraviglioso, giro incredibile, veramente molto molto bello, è una zona strepitosa. Se la fate in autunno non ve ne Uno pentite, spettacolo. perché non si sa dove guardare assolutamente. Noi il sassolino adesso lo lasciamo vicino a un segnavia CAI che porta bene, no? Sì. Cioè, che sarà, no? Porta bene, speriamo di Speriamo. arrivare presto di nuovo sulle vette. Ciao a Ciao. tutti, grazie. Bene squadra, con questo è tutto, grazie per essere arrivati fino a qui, iscrivetevi al canale perché sicuramente prima o poi potremmo tornarvi utili, quindi zaino in spalla e alla prossima!